Sulla carta sono tutti pronti a fare la propria parte per il rilancio del Neve Galla, la cui vicenda potrebbe diventare la trama di un film oramai ai titoli di coda. L'attore principale è il comune di Belluno, da più parti accusato di immobilismo. Basta rimpalli di responsabilità, hanno detto pochi giorni fa i consiglieri comunali e regionali del PD, che hanno chiesto di scoprire le carte per non dare false illusioni, ma una prospettiva certa agli operatori. Oggi di nuovo Franco Roccon, capogruppo consigliere di Civiltà Bellunese Liga Veneta, già ex presidente della commissione speciale Neve Galla, a sollecitare l'operato dell'amministrazione comunale che definisce piatta e insensibile. Qui non si muove niente, cioè qui siamo usciti da un letargo invernale che persegue ancora come gli orsi, no? Quindi è un'amministrazione che non dà risposte sulla sua stazione turistica più importante. Roccon si dice sorpreso di non avere letto una riga sul futuro del Colle né sul turismo nel piano presentato ieri dai capigruppo di maggioranza, e ne ha per tutti. Per i colleghi consiglieri, il programma che hanno presentato ieri è un programma elettorale, no? E pare evidente, anzi è sicuramente così, che è un programma per futura memoria, nel senso, se il sindaco va via perché è candidato in altri lidi. e per l'assessore al turismo. Stiamo pagando, adesso lo dico anche in termini di costo, un assessore circa 1.000-1.200 euro al mese, senza che questa produca nulla. Non produce assolutamente nulla. Sul turismo una voce importante, sulla recettività, cioè non si vede nulla. Insomma, siamo alla frutta, incalza Roccon, critico pure sul ritardo clamoroso della nomina di un professionista incaricato di redigere il piano economico-finanziario per l'assegnazione della concessione per la gestione degli impianti. Mercoledì prossimo è in programma la riunione della Commissione Neve Galla, che incontrerà i vertici dell'Alpe del Neve Galla. Tutto questo mentre in Regione è in corso di esame un progetto di legge che prevede l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dei comprensori sciistici. Sulla carta a fare da apripista sarà il comprensorio del Neve Galla, ma se il comune di Belluno non riacquisirà la proprietà degli impianti, per il Colle il destino è già segnato. Siamo così in attesa che l'orso si svegli dal letargo, ma in realtà non è così. Il Neve Galla è lì in attesa, sono tutti pronti, pubblico e privato, associazioni e quant'altro, ma chi manca è proprio l'attore principale, quello che doveva fare la regia da tanto tempo.